In questo numero, pareggio con il Treviso, il Portogruaro può sognare. In prima categoria, quinto successo consecutivo della Giulia. Il Permaggiore trionfa anche a Giussago e vola in vetta al campionato di seconda categoria. Poker all'esordio per il Porto femminile in Serie D. Nel basket, esordio amaro per l'Energy Portogruaro. Al via i campionati regionali veneti di pallavolo, Concordia esordisce contro il Volley Ania. La quinta giornata di campionato ha visto materializzarsi le prime fughe. Troppo presto per dire se si tratta di un chiaro segnale lanciato al resto delle contendenti o solamente di un fuoco di paglia dettato da un calendario agevole. 5 giornate sono comunque sufficienti per pronunciare la parola crisi in talune realtà costruite per restare in alto e che invece adesso si scoprono nel pieno di una scomoda zona play-out con tutte le polemiche del caso. In eccellenza si respira una brutta aria a San Donà, l'ennesima battuta d'arresto in questo avvio di stagione maturata sul campo di Pieve di Soligo ha fatto sprofondare i biancocelesti di Mister Pase in terz'ultima posizione. Per i sandonatesi non si tratta solamente di crisi di risultati ma anche di gioco, il che obbliga il direttivo a tutte le riflessioni del caso per cercare di venire a capo di una situazione del tutto inattesa. In testa c'è la Piovese che naviga a vele spiegate con 3 punti di vantaggio sul resto del gruppo. Continua invece a piccoli passi lì a Piave di mister Stefano Andretta. Contro il Giorgione è arrivato solamente un pareggio che mantiene i trevigiani ancorati al centro della classifica. In promozione è primato solitario per il Porto Mansuè. I trevigiani hanno sfruttato il calendario favorevole per spiccare il volo. Dietro hanno frenato Fontanelle, Vazzola e il Cao della Salute che sul proprio campo ha rilanciato il conegliano del tecnico portoguarese Sante Bernardo al suo primo successo da quando ne ha preso la guida. Hanno diviso la posta in palio anche Portoguaro e Treviso in uno scontro tra nobili decadute che ha confermato come i Granata abbiano tutte le carte in regola per poter pensare in grande. Sì, questo forse è il segnale che arriva da questo inizio di campionato, anche perché veniamo da 3 partite, una più difficile dell'altra. Sulla carta partivamo dietro a diverse squadre, che sono quelle che abbiamo poi tra virgolette incontrato, però poi il campo è un'altra storia. Un primo tempo dove voi veramente avete diciamo quasi dettato legge, forse magari anche in maniera inaspettata rispetto a quelle che potevano essere le previsioni della vigilia. Ripresa dove forse avete subito un po' il loro ritorno, la loro pressione offensiva. È chiaro, Andrea, un Treviso in svantaggio, era normale, ho anche avvisato i ragazzi che sarebbero ripartiti con quell'atteggiamento, era un animale ferito e quindi dovevamo stare più attenti. Questi sono aspetti ancora che dobbiamo migliorare, questo è positivo perché vuol dire che si può ancora crescere tanto, quindi ci stava un loro ritorno. Io dopo l'1-1 devo fare un plauso ai ragazzi perché ci potevamo smarrire, invece ne siamo rimasti compatti e addirittura credo che forse siamo andati più vicini noi al gol del 2-1 che loro. E se tu non concedi praticamente nulla al Treviso tutta la partita vuol dire che la partita è stata quasi purtroppo perfetta. Dispiace, però ci teniamo stretto questo risultato, dandoci la consapevolezza che se manteniamo questo atteggiamento possiamo giocarci, come io ho sempre detto, tutte le partite. Il Treviso invece non riesce ancora a decollare, il momento non è dei più semplici, la piazza esigente reclama quella continuità di rendimento e di risultati che ancora non si è vista nella Marca, con la conseguenza che il vertice della classifica si sta sempre più allontanando. Noi abbiamo sbagliato la partita in casa col Villorba dove non ci eravamo ancora mentalizzati a questo tipo di campionato e pur creando delle occasioni abbiamo preso un gol da 30 metri. E i primi 20 minuti di Oderzo mercoledì dove abbiamo sbagliato l'inverosimile come squadra in fase difensiva, poi quando abbiamo avuto la reazione abbiamo sbagliato tanti gol perché eravamo un po' frenetici e nel secondo tempo in 10 abbiamo accorciato ma non è bastato, però la squadra è viva, ha anima e dobbiamo stare compatti che i conti si fanno alla fine. Noi siamo venuti qua per vincere, andremo su tutti i campi per vincere. Visto il momento che stiamo passando e la pressione giusta
della piazza che è esigente. Bisogna accontentarsi, anche se dopo l'1 pari, ripeto, in modo non ordinato abbiamo cercato di spingere, però anche il Portogruaro, che non conoscevo, mi è piaciuto molto, devo fare i complimenti. Questa squadra, secondo me, il Portogruaro arriverà nelle zone alte alla fine. Scendendo in prima categoria, continua senza dare segni di incertezza la marcia al vertice della capolista Giulia Sagittaria, che con il Postioma ha ottenuto il 5º successo consecutivo, il 9º in gare ufficiali comprendendo le sfide del Trofeo Veneto. Sì, diciamo che non abbiamo approcciato bene la partita, a merito sicuramente della squadra avversaria che ci ha imbrigliato bene, attaccandoci alti e non facendoci giocare, non esprimendo il nostro calcio. Abbiamo fatto un primo tempo bruttino, per non dire brutto, però merito alla squadra avversaria sicuramente di questo. Secondo tempo, dopo esserci parlati in spogliatoio, abbiamo modificato qualcosina, la squadra è uscita e ha sviluppato il calcio che sa fare, insomma, ecco, dunque penso che la vittoria sia meritata. Ecco. Cosa vi ha detto il mister nell'intervallo? Il mister è stato abbastanza tranquillo, nel senso che lui comunque ci infonde sempre sicurezza. Durante la settimana comunque proviamo molto, non giochiamo mai, diciamo, come viene, insomma le giocate che facciamo sono provate durante la settimana, ci ha solo chiesto di essere un po' più incisivi dal punto di vista mentale, insomma, di arrivare un po' prima sulle seconde palle, così è stato, insomma, al secondo tempo siamo entrati con un altro piglio e abbiamo chiamato la partita. Tengono il passo solamente Fossaltapiave e Bibione, che domenica prossima si affronteranno in uno scontro diretto che promette scintille. La Giulia invece domenica sarà impegnata a Marcon in un altro test dal quale trarre ulteriore convinzione dei propri mezzi. Abbiamo il Marcon, un'altra bella sfida importante, testeremo ancora lì la squadra per capire dove possiamo arrivare e che campionato ci aspetta. Il Marcon è una delle squadre costruite per vincere il campionato, sicuramente è un'ottima squadra, anche se mi sembra oggi abbia perso, ma non vuol dire niente. Sicuramente ci faremo trovare pronti e recupereremo le energie in settimana per affrontare al meglio la partita di domenica col Marcon. In coda è caduta ancora la Fossaltese, una sconfitta di misura che ha regalato qualche segnale di crescita dal punto di vista dell'atteggiamento e della prestazione, tuttavia non cambia il corso delle cose che vedono sempre i biancoverdi sul fondo della classifica, ancorati a quell'unico punto inanellato nel match d'esordio. Fossaltese che da questa settimana è stata agganciata dal Ponte Crepaldo, che finalmente ha cancellato quel fastidioso 0, ma non in rammarico per un'altra occasione gettata al vento. Anche contro il team biancorossi i crepaldini si sono trovati in vantaggio di 2 reti che non hanno saputo gestire sino al termine. In seconda categoria il Pramaggiore ha centrato il 5º successo di questo inizio di campionato, andando a vincere il recupero infrasettimanale contro la Giussaghese. I Bleugrana sono quindi volati in vetta alla classifica con 2 punti di vantaggio sul Burano, passato in riva all'Emene sul campo di un sindacale per il quale si preannuncia una stagione di grande sofferenza. Vola anche il San Stino, terzo in classifica dopo la vittoria di Cainiga, a pari punti con uno Jesolo che ha travolto il Telio Veneto, riprendendo così la corsa dopo la sconfitta del turno precedente subita a Pramaggiore. In coda situazione sempre più complicata per il Villanova, all'ennesima manita subita in questo difficile avvio di stagione. E allora recupero vinto 1-0, partita però più sofferta del previsto. Sapevamo che era un campo difficile, che loro mettevano agonismo. Sicuramente sbagliando tutti quei gol del primo tempo, poi la partita si è un po' così incattivita e un po' anche noi ci siamo innervositi ed è stato duro portare fuori il risultato positivo. Comunque loro si difendevano addirittura in 7 a volte dietro il linea della palla, erano tutti in difesa ed era difficile trovare anche degli spazi. Quello che era importante era vincere la partita e venivamo anche da una partita difficilissima di San Donà, avevamo parecchi acciaccati, gente che non stava proprio bene, quindi era così, dovevamo portare via i 3 punti e l'obiettivo era quello, insomma. Primato in classifica, 2 punti di vantaggio sul Burano. Sì, adesso bisogna dare continuità alla classifica perché non abbiamo fatto ancora niente, 5 partite, però ne mancano tante, adesso dobbiamo vincere domenica o almeno dobbiamo fare il possibile per vincere anche con l'Ugugnana, quindi la classifica adesso ci sorride, però da qua ci finire il girone d'andata poi faremo le somme. Adesso ci ricordiamo questo primato in classifica che vuol dire niente, vuol dire tutto, però insomma è meglio essere lì che essere dietro, insomma.
Non era questa, diciamo, una di quelle partite da dove poter aspettarsi i punti salvezza, però diciamo che voi avete giocato alla pari e avete messo anche in difficoltà, soprattutto nella ripresa, questo Pro Maggiore. Sì, diciamo abbiamo affrontato una buonissima squadra che naturalmente è la candidata numero 1 a vincere il campionato e lo ha anche dimostrato in campo facendo comunque un'ottima partita. Noi non abbiamo giocato alla pari, abbiamo giocato una partita diversa da loro, secondo me, che comunque dopo come risultato, diciamo, in campo ha dato un equilibrio. Forse un po' di fortuna in più magari su certi episodi eccetera, magari diciamo che obiettivamente il gol del Pro Maggiore, parlando così anche con gente che era fuori dalla partita, era in fuorigioco, però l'arbitro magari era staccato, quindi non avendo guardaline è giustificabile, quindi il rigore, parlando anche col mio il giocatore, era dubbio, quindi non recriminiamo sull'arbitraggio assolutamente, anche perché l'arbitro aveva una buona personalità e ha mantenuto sempre la partita sui binari giusti e non è stato neanche un cartellino, quindi è stato molto bravo da quel punto di vista lì, quindi facciamo i complimenti anche a lui. Io ai miei giocatori faccio tanti complimenti e dico che siamo sulla strada giusta, pur avendo avuto queste vicissitudini con le partite sospese, tra quali c'era questa, e quindi non siamo mai riusciti a prendere il ritmo, nel vero senso della parola, la valutazione della squadra. Anche questa sera avevo 2 cambi a disposizione perché ho messo dentro Caracciolo che aveva preso una botta domenica, che non riesce a camminare proprio a stento, quindi siamo anche un pochettino contati. Però la squadra ha reagito molto bene e ha fatto un'ottima partita. Siamo in crescita, sicuramente non è un momento positivo perché siamo penultimi in classifica, abbiamo un punto, però sono molto fiducioso. Terza categoria sandonatese per il momento all'insegna delle squadre trevigiane. Da questa settimana al vertice si è insediato lo Silea, che continua la sua marcia ancora a punteggio pieno. Inseguono Cessalto e Casier d'Osson. Delude invece la Vigor contro il Toro di Mosto. Per i cintesi, ai quali vanno però concesse le attenuanti della giovane età e le difficoltà della rifondazione, è la seconda sconfitta consecutiva. Battuta d'arresto casalinga anche per il Cesarolo, anche per i San Michelini la stagione non sarà tra le più semplici, avendo ringiovanito ulteriormente la squadra, tanto che anche per loro si può tranquillamente parlare di anno zero. In Serie D femminile, esordio positivo in campionato per il Portogruaro. Sul campo di Fossalta le Granata hanno regolato le trevigiane dell'Union Gaia per 4-0, risultato firmato da Furlani sferetti dalla doppietta di Albulena Gasci al termine di 90 minuti dominati, confermando tutto quanto di buono avevano lasciato vedere nel girone eliminatorio di Coppa Veneto. Prossimo turno a Villorba al cospetto di un'altra squadra già incontrata e battuta in Coppa, reduce dal successo con il Venezia. Abbiamo incontrato l'Union Gaia, squadra che abbiamo già incontrato la settimana prima in Coppa, quindi abbiamo avuto anche l'opportunità di studiare in settimana, abbiamo iniziato bene il campionato, personalmente il risultato poteva essere molto più ampio perché abbiamo creato molto e finalizzato poco, però si inizia a vedere il mese, 2 mesi di lavoro che stiamo facendo, c'è ancora molto da lavorare, bisogna già pensare comunque a domenica che sarà sicuramente una partita molto più difficile. Ecco, ragazze che sono migliorate, da come hai visto, in che particolare? Sì, sono migliorate, vedo che comunque soprattutto a livello mentale era il mio primo obiettivo, ma ripeto c'è ancora molto da lavorare, le vedo molto presenti anche sugli allenamenti, le vedo contente anche quando facciamo esercizi, sono molto anche, sì, le vedo bene insomma, quindi si può lavorare ancora molto e la speranza è che il futuro si possa fare ancora molto di più. Insomma. È il livello che ti aspettavi, essendo diciamo, la tua prima esperienza femminile? Se parliamo ovviamente di velocità rispetto ai maschietti e alle femminucce, diciamo che la velocità è inferiore, però sull'aspetto mentale, anzi sicuramente le ragazze danno sicuramente qualcosa in più. Sono più predisposte con gli esercizi che faccio e le vedo molto preparate, quindi da quel lato lì non c'è niente da dire sul calcio maschile, anzi.
La prossima partita dicevi impegnativa, quindi hai già studiato, immagino, l'avversario, conosci già qualcosa? Sì, incontriamo il Villorba, squadra che abbiamo già incontrato in campionato, una squadra sicuramente più anziana, una squadra magari più esperta, abbiamo vinto 2-1 in casa la prima partita di Coppa, però abbiamo anche sofferto alla fine, quindi bisogna stare attenti alle loro ripartenze, e anche lì abbiamo sbagliato molto sotto porta, quindi bisogna anche essere più bravi, più ciniche sotto porta per anche chiudere se è possibile il risultato. A Portogruaro è la maggiore accreditata al salto di categoria? È ancora presto per dirlo, insomma, ripeto, il lavoro è ancora molto da fare, andiamo avanti partita per partita, la strada sarà lunga e sarà anche molto pericolosa, perché le avversarie non è che alle partite andiamo lì e si vincono sempre, no, sicuramente ci saranno delle difficoltà, è importante affrontarle e crescere assieme, dopo il campo dirà sicuramente la sua. Mercoledì si sono disputati gli ottavi di finale del Trofeo Veneto di promozione, niente da fare per il Caorle La Salute, è uscito sconfitto per 2-1 con lo Pitergina. Del girone D si è qualificato al turno successivo anche il Treviso, è andato a vincere per 3-1 a Tre Baseleghe. Invece nel Trofeo Veneto di prima categoria sarà Marcon Giulia e Sagittaria la sfida degli ottavi di finale, si giocherà l'8 novembre alle ore 20:30. In seconda categoria, nei 16esimi, il Pramaggiore affronterà il Codogné, ma bisognerà attendere il sorteggio del campo, mentre lo Jesolo ospiterà il Meolo. Marcon Giulia di campionato è stata invece anticipata a sabato alle ore 15:30. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Tiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro. Tiros e produzioni abbigliamento in pelle dei più grandi marchi. Tiros, in via del lavoro, a Fossalta di Portogruaro. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Seconda giornata di campionato e seconda vittoria per Caorle. Il quintetto di coach Ostan ha regolato al Palamare Montebelluna, è finita a 84-75, ma non è stato facile per i gialloblu che dopo un buon inizio di partita si sono fatti recuperare e sorpassare nel terzo quarto. Nell'ultimo periodo Caorle ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, imponendosi grazie alle triple di un Bovolente in gran forma. Oggi anticipo in casa di un Codroipo che nell'ultimo turno ha regolato un Mestre a sorpresa ancora fermo al palo. Secondo copioni hanno vinto invece Lucca, Roderzo e Jesolo che guidano la classifica assieme al Caorle a Monfalcone passato sul campo di Corno di Rosazzo. E lo scorso fine settimana ha preso via anche il campionato di Serie D friulano. L'Energy Basket Portogruaro era impegnato in casa contro il Valtorre, sodalizio nato dalla fusione di Tarcento e Tricesimo. I giovani Granata sono stati sconfitti per 54-76, ma risultato a parte contro gli esperti udinesi sono usciti a testa alta mostrando ulteriori passi in avanti. Una vittoria e una sconfitta invece nel campionato Under 18 d'eccellenza, esordio negativo a Corno di Rosazzo, mentre martedì sera è arrivata la prima vittoria stagionale casalinga al cospetto dello Jadran Trieste per 76-65. Di come sono andate le cose in Serie D ci spiegano tutto coach Marco Romanin e Alessandro Paludetto.
prima partita ufficiale campionato di Serie D, una partita diciamo che ci ha visto giocare tra le mura amiche. Peraltro sono molto contento della cornice di pubblico perché il palazzetto era pieno, a dimostrazione che c'era curiosità e interesse nei confronti di questo nuovo progetto e di questi ragazzi. Partita sostanzialmente che ha avuto tre fasi di svolgimento. Nella prima fase abbiamo iniziato timorosi, caratteristica di ragazzi di 16-17 anni, contro viceversa una squadra esperta, una squadra abituata a questi tipi di categorie. Una fase centrale invece e finale dei primi 2 quarti, dove la squadra ha espresso il suo potenziale e ci ha visto rimontare lo svantaggio iniziale e andare a riposo con uno scarto minimo, quindi giocando senz'altro una buona pallacanestro sia offensiva che anche difensiva. E poi alla fine il terzo quarto, un po' come era capitato nelle partite precedenti, la squadra ha accusato un po' di stanchezza, un po' di calo, di intensità, un po' di disabitudine ad affrontare partite che durino 40 minuti con la stessa intensità, e lì è venuta fuori l'esperienza della squadra avversaria. È evidente che in questo momento la squadra deve fare esperienza, deve crescere, deve riuscire ad allungare il periodo buono di partita, portandolo tanto più vicino possibile ai 40 minuti fondamentali ed essenziali per poter vincere una partita sia del livello Under 18 eccellenza che di Serie D. Direi che comunque come prima partita non posso altro che essere soddisfatto. I ragazzi hanno dimostrato ancora una volta di poter tenere questa categoria, nel senso non per quanto riguarda i risultati, ma per quanto riguarda il gioco che esprimiamo in mezzo al campo, e questo è, come detto fin da sempre, il nostro obiettivo. Prossima sfida vi vedrà protagonisti in quel di Casarsa per quanto riguarda la Serie D. Sì, Casarsa, squadra assolutamente attrezzata, squadra che ci ha battuto nel torneo nettamente nella prima partita del torneo che abbiamo disputato la settimana scorsa a Pordenone, che poi è arrivata in finale. È una squadra che ha vinto la prima partita con autorità, con giocatori giovani di sicuro a venire, con anche viceversa giocatori esperti di categorie superiori, anche giocatori che hanno giocato in Serie C1 da protagonisti, con un allenatore che lavora molto bene in palestra, che è stato mio assistente peraltro per 3 anni a Pordenone. Quindi diciamo una squadra che è assolutamente per noi in questo momento assolutamente difficile da affrontare. Detto questo, noi andiamo come sempre considerando questo un allenamento che ci consente di migliorare. E continuiamo a conoscere i protagonisti di questa pallacanestro Portogruaro, che quest'anno militano nel doppio campionato dell'Under 18 dell'eccellenza e della Serie D. Siamo con Alessandro Paludetto, dunque è stata un esordio con sconfitta, ma parlavamo con coach Romanin, comunque segnali importanti per quanto vi riguarda. Sì, abbiamo dato dei buoni segnali dal punto di vista del gioco, dobbiamo metterci un po' più di energia, sia nella fase offensiva che in quella difensiva, ma abbiamo tempo per migliorare, siamo qua per farlo, ci impegniamo tutti i giorni al massimo per cercare di migliorare e dare il massimo di noi. Andate a Casarsa, affronterete una squadra che vi ha già battuto nel torneo pre-season, ovviamente in questo momento per voi è un po' inarrivabile, però insomma è anche l'occasione appunto per capire quanto siete cresciuti in queste 2 o 3 settimane. Sì, esatto, ci abbiamo battuto nel torneo che abbiamo fatto e li abbiamo conosciuti, ci abbiamo già giocato e abbiamo fatto altre partite contro squadre senior e cerchiamo di sfruttare quello che abbiamo imparato in queste partite per fare meglio e forse proviamo anche a vincerle. Stagione al via anche per la pallavolo regionale veneta. Ai nastri di partenza Serie C femminile e Serie D maschile e femminile. Il Volley San Stino, retrocesso alla fine dello scorso campionato in prima divisione, ma in Serie C grazie all'acquisto del titolo sportivo, esordisce sul campo del Treviso Volley School. Ma gli occhi sono puntati soprattutto sulla Pallavolo Concordia, che ritorna in D femminile dopo 22 anni d'assenza e dopo averla conquistata sul campo al termine di una scorsa esaltante stagione. In Riva Lemene si è lavorato sodo per arrivare preparati all'appuntamento di sabato con il Volley Ania. Si gioca al Pallavalerio con inizio alle ore 20:30. Stiamo lavorando abbastanza bene, da più di un mese, ormai 1 mese e mezzo che stiamo lavorando, stiamo inserendo bene i nuovi innesti, soprattutto sul ruolo più complicato che è quello del palleggiatore. Siamo riusciti a trovare un'altra ragazza di esperienza, anzi 2 ragazze di esperienza, e che sicuramente ci daranno una mano.
l'umore è alto, speriamo rimanga così per tutto il proseguo del campionato. Le aspettative sono sicuramente buone, visto il gruppo affiatato già dell'anno scorso e con questi positivi innesti del nuovo anno. Notizie dell'avversario? No, per il momento non ne abbiamo, sappiamo che sicuramente sarà una squadra giovane, quindi come tutte le squadre giovani probabilmente avrà delle alternanze di atletiche diverse tra il primo, secondo e terzo set, vediamo come andrà a finire la partita. Ci dobbiamo aspettare di tutto, prima di campionato qualsiasi risultato può accadere e noi ovviamente lotteremo sicuramente, visto anche che siamo in casa, essendo la prima partita, per i 3 punti subito. Hai parlato appunto avversari e giovani, voi invece avete inserito delle ragazze di una certa esperienza, possiamo dire? Sì, avevamo assolutamente bisogno per il nostro gruppo che non è abituato a fare un campionato regionale, quindi abbiamo parlato immediatamente, finito il campionato, con la dirigenza e avevo appunto chiesto degli innesti di una certa esperienza. Sono stati bravissimi dal presidente ai collaboratori a contattare queste ragazze e a portarle qui a Concordia, per cui ringrazio anche davanti alla TV e speriamo che questo sia un giusto mix tra la gioventù nostra e queste 2 o 3 ragazze di esperienza per ottenere ottimi risultati. È stata un'estate abbastanza impegnativa perché comunque, nonostante avendo un gruppo buono anche per la categoria che stiamo per affrontare, volevamo trovare qualche ragazza di esperienza e di qualità. Abbiamo praticamente come centrale la Tamara Giacomin, che ha esperienze addirittura fino alla Serie A2 con la Tisana, l'anno scorso giocava a Fontana Fredda in Serie C, e banda abbiamo la Linda Desiderati, che ha giocato parecchi anni a Rovigo fino alla Serie B1, e anche lei assieme a Tamara, e poi la palleggiatrice nuova che è arrivata, anche lei faceva la C a Fontana Fredda, palleggiatrice che ha esperienze di Serie C e Serie D, di Azzano Decimo, giocava anche lei appunto a Fontana Fredda come dicevo, ed è in prestito dall'insieme per Pordenone. E poi abbiamo un opposto che è la Erika Farenci, in prestito dal Bagnarola, ed è arrivata fino alla Serie D con l'Azzano Decimo. Una società, la vostra, che quest'anno la vede anche impegnata oltre confine e avete stretto una collaborazione con il Bagnarola. Sì, abbiamo praticamente il gruppo che l'anno scorso ha disputato la seconda divisione qui nel Veneto, e praticamente un gruppo che era già numericamente abbastanza scarso, erano rimaste 5 ragazze solamente, e abbiamo trovato questo accordo col Bagnarola per fare una prima divisione in provincia di Pordenone che inizierà a novembre, quindi c'è ancora un po' di tempo per assemblare questo gruppo, facendo 2 allenamenti tra Cordovado e Bagnarola appunto, e un allenamento il lunedì sera qui da noi. Sarà gestito il campionato da loro, dal Bagnarola, comunque saranno seguite le ragazze sempre anche dalla Pallavolo Concordia, perché comunque 5 di esse appunto sono tesserate ancora con noi.